Da oggi 22 agosto al 24 si terranno 3 giorni di pulizia dei fondali del sito Le Tegnue. Sarà un team di subacquei quello che si immergerà per recuperare marine litter e reti da pesca dal sito, per il quale è stato avviato il percorso per la candidatura nella tentative list dei beni che potrebbero diventare patrimonio mondiale materiale, naturalistico o culturale dell'UNESCO. Il progetto porta il nome di Poseidone e la pulizia delle Tegnue è l'evento più significativo e concreto per preservare questo importante e fragile habitat marino, come ha affermato l'assessore della Regione Veneto alla pesca Cristiano Corazzari, il quale ha espresso soddisfazione per questa operazione di valorizzazione che vede la sinergia di vari enti, inclusa la Regione Veneto. L'intervento è mirato e l'indagine preliminare è stata svolta dal nucleo sommozzatori della Polizia di Stato della Questura di Venezia. Chi ha coinvolto i soggetti interessati all'intervento è stato il Comune di Chioggia, che a vari titoli ha coinvolto la Capitaneria di Porto di Chioggia, l'Autorità di Sistema Portuale Mar Adriatico Settentrionale e Veritas. Sono state coinvolte poi ISPRA, che ha scelto la zona di interesse, e un raggruppamento temporaneo di impresa tra Laguna Project e Idra Lavori Subacquei che realizzeranno l'intervento. Questo si svolgerà in queste giornate. Inizialmente le reti e il marine litter saranno raggruppati sul fondo, poi il materiale raggruppato sarà portato in superficie grazie a palloni di spinta. La pulizia sarà replicata il prossimo anno, nel 2025. L'assessore all'ambiente del Comune di Chioggia Serena De Perini ha ribadito che con questa operazione concreta si sottolinea il valore di questo sito. Sono già stati fatti altri interventi, ma questo è da ritenere eccezionale, sia per la collaborazione con la Regione Veneto che per le attrezzature che saranno messe in campo e per gli enti coinvolti. Il ringraziamento va a tutti, ma in primis alla Regione, che ha concesso la gestione nelle Tegnue al Comune di Chioggia. Senza questo primo passo, Chioggia non avrebbe potuto valorizzare in modo adeguato il sito. Il ringraziamento alla Regione giunge anche dal sindaco Armelao. L'intervento Poseidone fa parte di un progetto Interreg Italia-Slovenia, di cui fa parte la Regione Veneto, ed è coperto da un budget complessivo di 4.350.000 euro. Interessa un'area che va da Chioggia e si estende lungo il Veneto, Friuli e Slovenia, a tutela della biodiversità. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.